Buonasera a tutti, visiti voi per novella di oggi, di 20 di agosto 2000 e 20 Kimbe. Bene, bene, bene. E non è stato possibile a fare queste nuove, basate sull'impegno che non poteva lasciare e quindi con effetto scusa e cominciamo dai oggi. Bene, andiamo a vedere qualche. Ecco qua, come si presenta Saida oggi, si presenta calcolata le gol in questa nube di Spartasa, ma insomma non deve essere una calcolatura troppo pesante, insomma. Ecco, ma io dimostro una rata sul Saravallo, ecco, calcolato, viene tutto a dire praticamente che su 20% che potrà provare verso dal 2 gradi a die, 34 gradi temperatura massima, 21 gradi temperatura minima. Trasa, piovia, insomma, si è calcolato belle che tutto sa dire, viene a Sastrese, e Sastrese spalazza, un pacco 28 gradi temperatura massima e che 9 gradi temperatura minima. Bene, andiamo da innanzi. No, no, ma qualche cosa che non è storranne. Qualche cosa che non è storranne, su, se cosa si inviata, si dimos, che è inviata, ecco qua, andiamo a in ordine, siccome abbiamo problema di linea, ecco qua, aumento Menolina Campus, suo marito Salvatore Canna, suo figlio Rosita Giovanni, vabbè, no, è mancato no, e suo nipote Matteo Emma, da toccamento che giovia 21 di agosto a 6 die in Saccheria Santo Iori in bici potrà essere la commemorazione del Nennolina Campus. Il toccamento di questa richiesta in un pacco in maniera straordinaria a casa, messa del sanno e così via, normalmente non l'ha dopo, no? Essere sempre insomma intasata prena di questo argomento, ma essendo che invece non avessi stato appunto una cerimonia, ne davano toccamento che ne ringraziando a Rosita, viene da poi accettato l'intervista e insomma e poi può manifestare sempre apprezzamento per questi TV. Andiamo da innanzi, avremo Risettane Cortes Aberta su 6 e su 7 su mese quinto. Bene, vamos con questo video sul toccamento che riguarda l'evento dell'uvola, che è su 22, non comprendo poi te non queste, ecco, eccolo qua. Su 22 di questo mese il l'uvola sotto prezzo di Antonio Marras. Un libro sicuramente interessante che in una presentazione che a essere diretta da Pietro Pitali, era una raionata tra l'autore e Fiorenzo Caterini. Fiorenzo Caterini è un scrittore meta importante, insomma, che tante abbiamo presentato. Bene, andiamo a giocare da innanzi. Vediamo quando Fabrizio ci ha lasciati, però non sono in ordine, scusate, mi è stato stravolto l'ordine, vediamo un pacco, adesso ripristinare, no, non vedo adesso, l'ordine erano tutti il numero 2, mi sono sparito al numero 1, che deve essere i numeri al numero 1, vediamo di no, okay. Ecco qua, treni ad idrogeno, no del comitato inutili sullo scartamento ridotto. In effetti hanno nato ad essere d'accordo su questo idrogeno, però non cambia nessun binario, è chiaro che un treno di idrogeno, quindi modernissimo, è difficile svilupparne sopra, insomma, si tratta che invece di dare una linea che sia più adatta. Il gruppo incalza la regione perché sollecita la nuova tratta ferroviaria, eccetera.
tocca a sollecitare la nuova tratta ferroviaria. Mosca, niente, siamo stravolto, commenta Michele. Ecco qua, invece in occasione di un articolo appunto in un mese data del suo libro di Antonio Marra, la voce del pastore solitario di Nibes rivive nelle pagine del libro Pretas. Presentazione in anteprima a Lula del nuovo romanzo di Antonio Marras. Un viaggio nel cuore arcaico di una terra dove il confine tra realtà e leggenda si fa sottile fino a dissolversi come nella nebbia, la nebbia all'alba. È con queste parole che viene introdotto il nuovo libro di Antonio Marras, Pretas, un romanzo di identità e resistenza, di legami profondi tra l'uomo e la sua terra, di verità sepolte che aspettano solo di essere annunciate. Freschissimo di stampa, edizione Junkland, print 112 pagine. Pretu verrà presentato in Pretas, scusate, non Pretu, Pretas verrà presentato in anteprima al pubblico di casa a Lula, paese natale dell'autore, classe 1956. L'appuntamento è fissato per dopodomani, venerdì 22 agosto alle ore 20:30 in piazza Rosa Luxemburg. A portare i saluti dell'amministrazione comunale e a moderare la serata sarà il vice sindaco e assessore alla cultura Pietro Pittalis, mentre a dialogare con Antonio Marra sarà l'antropologo e scrittore Fiorenzo Caterini. Musica dal vivo con il maestro Sando Fresi e Laura Fresi, proiezione delle foto di tavole e disegni dell'artista Alessandro Tamponi, ispirati al racconto di Marras. Per l'occasione il Museo Maclula aprirà gratuitamente ai partecipanti già dal pomeriggio. Le letture di alcuni brani saranno a cura dello stesso Antonio Marras. Autore, regista e operatore sociale particolarmente attivo nel teatro civile. È lui che con questo suo Pretas dà voce a Pretu, pastore solitario e custode involontario della memoria di Nibes. Scrivere Pretas, racconta l'autore, è stato come scavare tra le rocce della memoria, riportando alla luce voci dimenticate, gesti antichi, sogni sepolti. Pretu si muove tra montagne e boschi con il peso di un passato che non smette di farsi presente e di assenze che pur invisibili continuano a vivere nel suo quotidiano. Accanto a lui, sebbene ormai appartenenti ad un altrove, vivono Paolo e Peppa, il primo vecchio sapiente e narratore di mondi ancestrali, la seconda bambina dallo sguardo profondo, misteriosamente legata ai segreti della terra. Interessante questo libro, vediamo se riuscimo già a trasmettere come l'Istituto. Ma da innanzi, vabbè, ormai sono mischiate sull'articolo, lo devo dare come sono, che poi mi perdo. Allora, Salvini attacca Schillaci, qualcosa non funziona. Salvini corre tutto lo scardo, impossibile, come che corre sul cardo del son Novax, e quindi chiede buscare voto quando uno non ha idea se è chiaro chi si appizzica a tutti su chi cola. Praticamente questa sono stato postos a Banna, proprio Caini commente Corvo postos a Meicu e Senne Novax postos a controllare una attività vaccinale in un già basta se chi sono morire e scalando la copertura vaccinale. Qatar in pressing, Israele accetti la tregua. Inoltre le danne de Palestina, le danne di Israele, in un besta Hamas che a quanto pare ha fatto una proposta di tregua, ma è chiaro che non sono che giocare la carta sua, il problema è che tutto questa scarta giocata romba a sa morte de mizzas e mizzas de persone che non hanno per una curva. Netanyahu accusa Macron, alimenta l'antisemitismo che Macron per riconoscere lo Stato della Palestina.
Neurochirurgia, nuova frontiera con gli interventi mini-invasivi, il primario Bernucci in caso di trauma alla colonna vertebrale. Appunto, cioè, è una bella cosa questa cosa di neurochirurgia, il numero, lo stenting vertebrale o augmentazione. È una procedura mini-invasiva eseguita per via percutanea che riduce rapidamente il dolore e ottiene il consolidamento quasi immediato della vertebra fratturata. È il primario del reparto di neurochirurgia del San Francesco, dottor Claudio Bernucci, a presentare questa importante alternativa ai trattamenti tradizionali, una nuova frontiera della sanità che porta così Nuoro a fare un passo avanti verso la riconquista del ruolo centrale nel territorio delle zone interne e non soltanto. Una tecnica chirurgica introdotta nel capoluogo barbarecino dallo stesso specialista direttore dell'unità operativa complessa l'unità operativa complessa insieme all'equipe multidisciplinare di medici, infermieri e tecnici dell'ospedale cittadino. Complimenti. Addio a Marchi per Antonio Marchi, esponente del sardismo. Si sono svolti i funerali di Per Antonio Marchi, 78 anni, di Gavoi, figura di spicco del sardismo, nella chiesa di Abbasanta, l'ultimo saluto dei militanti e del Pratobello 24. Perdo un amico di adolescenza, ha detto il sindaco di Gavoi Salvatore Lai. Abbiamo condiviso anni bellissimi. Lo ricorderò come un eterno giovane pieno di vitalità, coerente in prima linea in varie battaglie sociali. Nonostante vivesse da tempo ad Abbasanta, non aveva mai interrotto il legame con Gavoi. Il presidente Isla, Stefano Lavra, ricorda le infinite battaglie contro il colonialismo in Sardegna e la speculazione. Si è battuto per la sovranità e indipendenza della Sardegna con coraggio e determinazione. Meimos amico il mezzo. Lotta alla dermatite e diritto allo studio. Le risorse stanziate 800 milioni. Putin, incontriamoci a Mosca, no di Zelensky, spunta Budapest. Vediamoci a Mosca, ma non si può eseguire da Mosca. Italia e Francia propongono Ginevra, il tikkun, cioè su pesce molle che veste in America. Obama sbagliò sulla Crimea, certo, ve la deve lasciare anche la mischina Putin. Trump, lo zar sia bravo, o sarà dura, e non esclude l'invio di aerei o di schile. Su cosa cosa. Il Novak, Salvini e Lollobrigida contro Schillaci, poi Lollobrigida pensato un pacco, dopo che ha annullato le nomine nel NITAG. Centrodestra diviso, nel mirino il ministro della salute per il comitato tecnico sui vaccini. Cioè bisogna lasciare lo scorvo da fare che era medico. Tornamos i secus e dimos lotta alla dermatite, eravamo già isto, questo, un attimo meglio. L'isola può diventare il salotto per le relazioni internazionali. Questo è Luca Zaia, licenziato dal presidente su Veneto, governatore su Veneto, che non si può candidare, in Gallura per presentare il suo libro. L'autonomia differenziata è la madre di tutte le risorse. Farà bene al paese. Però, insomma, che veste la guerra ideologica contro l'autonomia differenziata, chi a Sardegna di alta presentare occasione di sovrania nuova, ma siccome è stato da su centrodestra questa guerra da parte su centro-sinistra. Stato e Regione applicano l'insularità, è tempo di passare dalle parole ai fatti. Questo sono cose che sono andate a Roma, che sono monetelli in mano, a pettire l'iscrizione della insularità in Costituzione, cioè hacker. È una fusione perfetta, viene dal suo punto geografico di Sardegna, Italia. Chiaramente Italia le zone nautiche dall'Isponiana, Carchi, Castanza,
carchimendola in su Bonettetu, invece su Bonettetu l'han girato buito e come sono imbrossinannesi in terra per protestare. La regione avrà il ponte di Messina, che non risolverà tutti i problemi, ma ridurrà tempi e costi di collegamento tra la regione e il continente. E danne di Sicilia, chiaramente. La Sardegna invece resta l'unica grande isola italiana priva di un collegamento stabile con la penisola e il suo svantaggio strutturale diventa ancora più evidente. Cioè, sta qui un po', prima un altro ponte. Lo scrivo in una lettera ai riformatori, in una lettera inviata alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e alla Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde. La care a quanto pare deve dimettere il suo mese di ottobre, insomma praticamente Sant'Ugaino si deve dimettere e si è andata a votare in Freaglio su 2026. Ma questa nuova che è arrivata, nuova credibile, oramai non hanno bene manco pure su PD, c'è una Emina Zola al comando e quindi ma penso che fa che sa mossa di dimettere autocandidandosi, cioè praticamente si dimette in consiglio regionale e si propone te i Samatessi a succedere ai Samatessi, cioè s'accolla Sacratea a Estemetta a Vorte. Lotta alla dermatite, diritto allo studio, vabbè, l'abbiamo già visto, questi scusate per la via, Cocciu, il re de Valle, rimanga ad Olbia, le scritte in questa dia, se non avete questo re de Valle, che badate bene questo re de Valle, che è stato già urato da Olbia a Sogliastra. E come a quanto pare, siccome non vedenne chi ha fatto un certo successo, Lucchese Cagliari, ed ecco Cocciu che nasce il re de Valle rimanga ad Olbia. Il re de Valle è di Olbia e a Olbia deve restare una presa di posizione netta, quella del capogruppo regionale di Forza Italia Angelo Cocciu. Si tratta di un grande evento musicale, ma anche di una realtà che ha segnato profondamente la crescita culturale e turistica della mia città e della Sardegna, scrive Cocciu. Non posso dimenticare che quando il progetto fu presentato anni fa al sindaco Nizzi, proprio lui ebbe subito l'intuito politico di comprendere la grandezza di questa proposta e di sostenerla senza esitazioni. Però non narrano Chinchelana prima, urato a Sogliastra. Alessandro Torde, continuità aerea, sanità, lotta alla siccità, stiamo mantenendo tutte le promesse, certo, specialmente la sanità, ha manteso la promessa di allocare tutto ciò 5 stellato. La governatrice, ho fatto un patto con i sardi, veramente, lavorerò per loro sino all'ultimo minuto, e vabbè, ma cannesco quest'ultimo minuto il suo mese, de Sant'Ugaino. Pioggia e grandine e emergenza. L'ondata di maltempo d'agosto ha devastato campagne e vigneti. Nell'isola, appello di Coldiretti, la regione dichiari lo stato di calamità e aiuti le aziende. Caso Sorgia, alta tensione nella Lega. L'addio del consigliere capo cagliaritano al Carroccio. I suoi sostenitori non lasci il posto in via Roma. I delusi accusano, i sardi non contano. Ah sì, i tre pesaiassero, andate a fare il suo oracolo e che ti fu contare. Partito fuori dalla regione, fine di un'epoca. E in pratica, cioè, Salvini non ne sta azzeccando mancuna e però ha che su prepotente e quindi che comandare tutto questo e sorge praticamente l'ha legato già un incorrero e l'ha lasciato a Boesolu. Bene, che in questo mi pare che abbiamo finito e non diamo l'appuntamento torna a casa a Samatessora che il camo si sigla di tancatura, ecco l'inocche e la poniamo o tancare il tenore dalle ore. Salutiamo la Ciriaco 2 che ha salutato che a Donzedie che è abbastanza
vantioso nel DCTV, veite novas e ne semus contenti. E con questo ramo tutto a sopra, si spazio, a mezzo il video buona tornamos a passare